Credo che sia importantissimo riportare le persone al centro, nel senso al centro della cura, della vicinanza dell'amministrazione. Avvocata, mamma di 3 figli, esperienza nel volontariato sociale, Maria Ghimenton vuole portare in amministrazione il suo vissuto. Sostenuta dalle civiche Castelfranco Può e Castelfranco Civica e con l'appoggio del Partito Democratico, si candida a sindaco per la coalizione di centrosinistra con uno slancio che, dice, le viene proprio dalla città. È una scelta che nasce dal basso, nel senso che mi è stato chiesto da tante persone con le quali mi sono interfacciata attraverso la mia attività sia professionale sia di volontariato, tante che mi hanno chiesto di mettermi in gioco, di mettermi a servizio e quindi questa è stata la spinta che mi ha portato a cogliere queste energie che provenivano dalla comunità civile. Al centro della cura e della vicinanza dell'amministrazione, sostiene, ci devono essere le persone, i giovani con le loro idee e la loro vitalità, gli anziani con il loro bagaglio di sapere ma anche le loro esigenze, le famiglie, colonna della comunità, alle prese però con le tante difficoltà di ogni giorno. Che c'è tantissima vitalità, c'è tantissimo fermento, c'è tantissima energia, quindi a volte sono persone che fanno tanto del bene ma non sono ascoltate. Ci sono anche tante persone che soffrono e che non sono ascoltate, quindi riportare la persona al centro, riportare la bellezza al centro, perché Castelfranco è una città bella, a volte un po' trascurata, quindi riportare il bello, il verde, l'ambiente. Sto pensando anche alle politiche di decementificazione che sono molto in vigore adesso anche in tante città, quindi riportare il bello, riportare la vicinanza, riportare quello che Castelfranco può essere.